Le isole Eolie hanno un'antica civiltà, come a tutti noto risalgono tra il IV e il V millennio a.C. per quello che riguarda i primi insediamenti, e rappresentano un faro importante di tutta la civiltà del Mediterraneo. Sono significative nella loro peculiarità, un arcipelago, il più grande che c'è naturalmente in Italia, composto da 7 isole, di cui 6, Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi, fanno capo al comune di Lipari, e l'isola di Salina, unica, dove ha addirittura 3 sindaci. Si staglia praticamente innanzitutto per quello che riguarda il mondo culturale ed il grande riconoscimento di essere patrimonio dell'umanità. Il castello costituisce ancora oggi lo splendore del centro storico. Entro le sue mura vi si insediarono popolazioni del Neolitico, della prima età dei metalli, dell'età del bronzo e dell'età ellenistica, come dimostrano i ritrovamenti archeologici. La cattedrale dedicata a San Bartolo, patrono delle Eolie, fu costruita attorno al XII secolo. Al suo interno è conservata la statua di San Bartolomeo. Il chiostro della cattedrale appare oggi in tutta la sua bellezza ed è motivo di continue visite turistiche. Nel parco circostante al museo sono stati ricostruiti i diversi tipi di sarcofagi in pietra trovati nella necropoli greca di Contrada Diana. Forse pochi conoscono le motivazioni per cui si è patrimonio dell'umanità. Si è patrimonio dell'umanità quale sito naturale, ma non per le bellezze tanto decantate dell'isolone per il sole e per il mare, ma si è patrimonio dell'umanità per la forza costruttiva e distruttiva dei vulcani, che ha consentito nei secoli lo studio di tale fenomenologia agli addetti ai lavori, tale che oggi si possa attraverso questi studi naturalmente prevenire quelle che sono le grandi catastrofi o comunque conoscere le attività di carattere vulcanico. Quindi uno spaccato di scienza, quindi uno spaccato di storia. Dobbiamo dire che è importante, senza dubbio, la enogastronomia dei nostri territori. I vini delle Eolie sono famosi, tra questi chiaramente la Malvasia delle Lipari, che è chiaramente una delle cose più prelibate che ci sia, un nettare degli dei, così inteso, che può rappresentare questo vino da dessert nella parte finale del pasto, quindi al gusto conclusivo, dare anche un aroma particolare che è quello delle nostre terre, così come tutte le pietanze preparate con i capperi, preparati con con questo elemento importante della nostra cucina, e quindi naturalmente poi sulle tavole di nessuno dei turisti, ma anche degli stessi residenti, manca mai il pesce fresco, perché in queste isole è naturale che questa opportunità viene tutti i giorni naturalmente concessa dal buon Dio. Il legame di Lipari con il mare è sempre stato forte per la grande vitalità commerciale del porto e la sua pesca. Anche con il brutto tempo il mare porta in tavola le sue prelibatezze, come il pesce spada, i totani e i caponi. L'eredità marinara si respira tra i vicoli dell'isola, nelle cucine locali e nei suoni tradizionali.
Noi come locale, come ristorazione eoliana stiamo sempre cercando di valorizzare il pesce locale. In questa situazione stiamo preparando del capone o lampuga che si dica alla liparota. C'è la lampuga, della cipolla rossa di Tropea, dei capperetti eoliani, esattamente da salina, dell'olio extravergine d'oliva e dell'aceto. Andiamo a preparare il tutto. Affettiamo bene la cipolla che dopo andremo a soffriggere con dell'olio extravergine d'oliva. Togliamo la testa dalla lampuga e affettiamo il pesce a pezzetti da 1 centimetro, 1,5 centimetri, che successivamente andremo a soffriggere. Nel frattempo l'olio è diventato ben caldo, deponiamo la lampuga e la facciamo soffriggere per benino. Nel frattempo la cipolla con i capperetti è pronta. Il pesce continua a soffriggere. Una volta soffritta per benino la cipolla con i capperetti, andiamo a sfumare leggermente con dell'aceto, anche questo aceto locale. Andiamo a togliere dall'olio i pezzi di lampuga. Per quanto riguarda la pesca della lampuga, viene fatta circa dalla metà della marineria di Lipari e il periodo proprio giusto e eccezionale per andare a pescare la lampuga è il periodo proprio di settembre e il mese di ottobre. È il periodo in cui magari i caponi o le lampughe hanno un peso che si aggira sempre attorno ai 700-800 grammi e riesce veramente a essere utilizzato nel massimo del suo splendore. Questo è il piatto finito, esattamente capone alla liparota. Lipari non è solo spiagge e mare. I turisti infatti possono avvicinarsi al mare conoscendo la cultura delle arti marinaresche. Noi ci troviamo a Lipari, la più grande delle isole Eolie. Siamo a bordo dell'Ala Lunga, la mia barca con cui effettuo l'attività di pescaturismo, e qua in fianco abbiamo le altre 2 barche del consorzio Pescaturismo Eolie e ci occupiamo proprio di portare le persone a pescare e soprattutto di cucinare il pesce fresco pescato a bordo. L'attività nasce 5 anni fa, io ormai da 5 anni che svolgo questa professione e dall'anno scorso abbiamo realizzato e messo in opera questo consorzio che mette insieme 3 imbarcazioni da pesca abilitate in tutto e per tutto alla pescaturismo. La pescaturismo è un'attività molto semplice, consiste nel portare le persone a pescare con svariati tipi di attrezzi da pesca professionale e tradizionale e poi il lato divertente è che si cucina il pescato a bordo. Generalmente effettuiamo 2 tipi di escursione, una di giorno in cui si parte la mattina presto e si vanno a tirare le reti, che sono queste che vedete qua, il tremaglio, che abbiamo calato noi la sera prima. Dopodiché col pescato prima si fa la smagliatura del pesce e col pescato poi si organizza un bel pranzo a base di pesce fresco ancorati in una bella caletta dove la gente può fare il bagno, fare snorkeling, dopodiché si risale a bordo, un aperitivo e un bel pranzo a base di pesce fresco. Nel primo pomeriggio si rientra a terra. Il tutto massimo 12 persone a bordo, perché questi sono i termini con cui possiamo operare, quindi sono escursioni anche appunto dove non siamo in 80 su un'imbarcazione, siamo 10-12 persone al massimo. La sera invece per esempio organizziamo battute di pesca ai totani, quindi si parte prima del tramonto, si pescano i totani e direttamente a bordo si cucinano i totani freschi.
Dopo una bella cena, un bicchiere di malvasia e 2 biscottini col sesamo, si rientra a terra. Queste sono, diciamo, le escursioni tipo che organizziamo con le nostre barche, anche se poi si può organizzare, diciamo, si possono organizzare svariati tipi di escursioni a seconda dei tipi di attrezzi che cambiano magari a seconda della stagione, del periodo, quindi poi si può fare la traina d'altura, insomma. Noi cerchiamo di mantenere viva l'attività della pesca con tutte le sue caratteristiche con questo sistema, cioè della pescaturismo, visto che ultimamente, negli ultimi anni, sono stati messi molti vincoli proprio sulla pesca professionale. Questa è una possibilità di andare avanti ugualmente mantenendo, come dire, la tradizione della pesca professionale. Oggi in Sicilia molti dei mestieri antichi legati al mare, sopraffatti dalle logiche industriali, sono destinati a scomparire. Per fortuna alcuni di questi sopravvivono nelle mani di pochi artigiani. All'età di 13 anni ho iniziato il lavoro come apprendista, poi uno dei miei zii, perché non deve essere fratello, che la facevano questo lavoro da cereale, perché là loro usavano le barche tradizionali che solo loro erano capaci di farle, una barca, diciamo, chiamata la Fescinara, un gozzo di 5,20 m che la usavano la lambara, perché aveva una forma molto particolare, non era di tutti farle, solo loro avevano questo brevetto di farle, di costruirle, e le mandavano anche qua alle isole. E poi uno di loro ha deciso di venire qua, invece di mandarle a costruirle qua a Lipari. E poi dopo un certo periodo sono venuto anch'io qua ad aiutarlo, perché la richiesta cominciava a aumentare qua. Prima si impostava la chiglia, secondo la forma, che tipo di barca era, e poi si costruivano queste 12 ordinate centrali, tutte 12 centrali, che erano a scala fatte. Poi si mettevano delle forme e si continuava a costruire il resto di poppa o di prua e si completava l'ossatura, diciamo. E poi si metteva la prima tavola, chiamata la prima tavola di cinta, e si veniva costruito tutti sopra, come sono dei banchi, la prua, la poppa, e poi si metteva da lato e si fasciava tutto il resto. Poi si calafatava, si pettorava, stucchiare e era pronto per andare in acqua. Questo è un'ascia che io adesso la uso come zappa. Ma questa qua era un'ascia che si usava per lavorare il legno ai tempi del mio nonno, quando ancora non c'erano queste. Si usava l'ascia, il legno si aggiustava con l'ascia. C'era questa grossa, quella più piccola ancora. Diceva, la barca di legno è legno, non si cambia con niente, perché è una cosa che vive. La resina non c'è niente a che vedere. Ma le meraviglie delle isole Eolie non finiscono qui. Queste isole infatti offrono ai subacquei immersioni particolarmente interessanti dal punto di vista naturalistico. E sotto l'attenta guida di chi conosce questi fondali ci si può avventurare in esplorazioni poco impegnative, ma in grado di dare grandi emozioni. I fondali sono ricchi di organismi animali e vegetali estremamente variopinti e a partire dai 30 metri di profondità è possibile ammirare il regno del coralligeno, il giardino incantato degli animali fioriti dove abbondano cernie e pesci di varie specie. In queste acque si sono immersi i più grandi archeologi e naturalisti del mondo.
Ed è qui, in fondo al mare, che le Eolie nascondono la loro ricchezza. Lasciamo ora le isole Eolie, accompagnati da queste splendide creature, i delfini, che seguono le barche dove la storia naviga da millenni.